Un cammino di 6 giorni da Torcegno in provincia di Trento per arrivare alla Basilica di Sant'Antonio il 13 giugno, 130 chilometri nel segno della devozione antoniana. Partenza l'8 giugno dal piccolo comune trentino. Questo il pellegrinaggio organizzato da Fabrizio Paesotto e sua moglie Antonella. Noi siamo molto, molto attaccati a Sant'Antonio, io lo porto nel nome come secondo nome, anche mia moglie, fatalità, è anche lei Antonella, per cui siamo legati non soltanto sul nome ma anche su quello che Sant'Antonio ha fatto per noi. Io ho avuto una grazia a Sant'Antonio che non racconto ma che però mi ha aiutato molto. Partenza dal comune trentino, proprio dalla cappella risalente al 1652 dedicata a Sant'Antonio, per poi scendere a Primolano, Bassano del Grappa, Piazzola sul Brenta e Campo San Piero, da cui partiranno rievocando il transito che portò il santo all'Arcella. Con i coniugi Paesotto anche 10 dei 600 abitanti di Torcegno. Anche loro sono affascinati dal fatto di poter arrivare a Sant'Antonio, alla Basilica di Sant'Antonio in maniera diversa che sia la gita turistica, e abbiamo pensato di fare questo pellegrinaggio. Ci siamo creati un percorso che non sia difficilissimo per tutti, perché siamo tutti quanti un po', abbiamo passato i 20 anni. Per cui ci siamo creati questo percorso, però faremo anche una tappa di 35 km perché dopo nel cammino bisogna anche trovare dove fermarsi, dove poter dormire. Non c'è più l'accoglienza spontanea, no, dove sono in un campanello e qualcuno ti dice dormi nel mio fienile, per cui abbiamo dovuto crearci queste tappe. Il signor Fabrizio e la moglie Antonella hanno percorso migliaia di chilometri a piedi dal Cammino di Santiago fino alla Via Francigena, arrivando a Roma, perché camminare è un'esperienza di fede. Camminiamo a fianco per ore senza parlarci, però ogni tanto cosa stavi pensando? Ah, è la stessa cosa, ci scopriamo che stavamo pensando tutti e due la stessa cosa, e quando arriviamo a casa dopo il pellegrinaggio, il cammino pellegrinaggio, ci resta dentro. Ci sta dentro parecchio, cioè riusciamo a vivere, fra virgolette, di rendita di questi momenti, con la fatica, perché quando cammini abbiamo lo zaino sulle spalle, per cui 12 kg sulle spalle, il calore il sole che ti scalda, ma vivi la natura in maniera diversa.